Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Allora, sono le 5:18 e alle 5:38 ho il treno per andare a Verona Porta Nuova, dove ci incontreremo io ed Eka e un'altra persona che è la guida, quella di Gardaland, perché oggi dobbiamo andare a fare una cosa molto particolare a Cremona, in un istituto superiore Unitis. Perciò seguitemi e che vi aggiorno. Muoro. Non sapete quanto è difficile registrare un video in treno, perché ovviamente ora è totalmente buio. Allora, dato che ho 2 orette di viaggio e alla scuola di Cremona devo tenere tipo una nuova conferenza e parlare di YouTube, ci sono io, Deca, Tola e Federonzo, e questa è la mia roba da dire, me la sono scritta ieri sera e devo studiare. In realtà, se vedete, questa roba qua, c'è tanta roba, non è solamente la roba che devo dire per Cremona, ma ci sono anche i miei compiti di inglese. Perciò se la mia professoressa in questo momento mi sta guardando potrà essere orgogliosa di me, perché sono le 5:42 e io sto studiando inglese. Ragazzi, stiamo andando in treno per andare a Brescia. Qua abbiamo un essere poco etero che sta ancora scrivendo il suo discorso. Insomma, lezzo. Qua abbiamo la nostra guida. Rama, sveglia. Basta fare il barbone. Oh? No. Auguri. C'è impazzita la guida, ragazzi. Dai Rama che ci buttano fuori. Allora ragazzi, oggi dobbiamo andare a Cremona perché dobbiamo... Te la prendo io, te la tengo io così. Grazie. Parli. Allora ragazzi, aspetta. Vai. Allora ragazzi, oggi siamo in treno perché dobbiamo andare a Cremona, perché dobbiamo tenere una conferenza in un istituto superiore. E oggi, cioè ora Deca vi fa vedere un pochino il video con pieno di copyright. Perciò dai, dammi la camera. Vai, poi vi faremo vedere solamente qualche secondo, se no fagli la battuta. mi chiudono il canale qua. Un attimo. Allora. Qua non c'è niente. Ciao, io sono Kai. Io sono Tola. Io mi chiamo Deca, non Dica, ma Deca con la E aperta. Io sono Federone. E noi siamo youtubers. E noi siamo youtubers. E noi siamo youtubers. Eh sì, noi siamo youtubers. Venite tutti quanti. Vieni. Guida. Fammi venire il panino però. Guida la guida. Tutti quanti zoomiamo. Basta, è un video. Ma È inutile che fate quelle facce. Stai facendo il video? Sì. Bravo! Salve a tutti, io mi chiamo Federonzo, ma in realtà mi chiamerei Federico, vengo da Bergamo, ho 16 anni. Allora, il mio vero nome è Kai Chanzo. Praticamente all'anagrafe hanno fatto un errore e Chan, perciò ora ho 2 nomi. Mi chiamo Francesco Tolasi e ho 18 anni da più o meno 3 giorni. Dove siamo, raga? Büzen. A Bozen. In Büzen. In Büzen si dice. Auf Büzen. Quando Daniel gioca, fa le sue sessioni di gioco. Ho capito. Venite qui su a Bolzano. Ci stiamo. Sei in vena di giocare a Clash. Ragazzi, oggi sono in vena di giocare a Clash. E io su YouTube ho preferito tenermi solamente Kai. Il cognome deriva da un soprannome. Per questo motivo su YouTube mi chiamo Kai Young. Oggi ho 18 anni e abito nella provincia di Rovigo, in un paesino piccolo, siamo malapena 600-700. Abito nella grandissima e ridente città di Soresina, un paesello di più o meno 8.000 abitanti che è situato a
20 km qui da Cremona. Ho iniziato a fare video all'incirca 1 anno e mezzo, 2 anni fa, quando il mio compagno di classe che già realizzava video mi ha trasmesso questa sorta di voglia, di passione di giocare e al tempo stesso di poter condividere i miei contenuti con altri utenti. Io ho cominciato su YouTube tantissimi anni fa, più o meno 3-4 anni fa, però ho cominciato seriamente neanche un anno fa. Ho cominciato a fare video su YouTube proprio perché mi intratteneva il mondo di YouTube stesso, mi intratteneva il modo in cui le persone intrattenevano altre persone, e questo circolo di intrattenimento mi è piaciuto veramente tanto, e poi sì, ho cominciato a fare video su YouTube. Allora, da piccolino mi piaceva un po' giocare a calcio, ma col tempo questa passione è andata via e quando sono diventato un pochino più grande è arrivato YouTube. Ed eccomi qua. Penso che io al di fuori di YouTube non ho altre passioni tranne quello per la tecnologia. La passione di fare video ce l'ho esattamente da quando ero bambino. Prima mi piaceva fare i video al mio cane o alla mia casa, ma quello che faccio adesso è registrarmi mentre io gioco. Una grande fetta del mio tempo libero è occupata sicuramente da questa passione che sta diventando sempre più una specie di lavoro, e un'altra parte del mio tempo libero invece è dedicata al mio sport preferito, che è il basket, che pratico quasi quotidianamente qui nella società Vanoli a Cremona. Quindi a me non rimane altro che salutarvi e dirvi buona visione. Ragazzi, fottetevi. Sgancia la grana. Guardate sti qua. Escilo, Guardate escilo. sti qua ricconi con la cano. Ma vergognatevi. Parla il riccone che... Vergognatevi. Guarda sto che nasconde la cano. Il money grab di YouTube. Ragazzi, siamo appena arrivati a Cremona. Deca si è appena cagato addosso in treno. Deca sta preparando il discorso, si sta cagando addosso. Andiamo. Esci il discorso. Esci il discorso. Guardate che scrittura da professionista. Terza elementare. Terza elementare. Sono talmente Con la mia ti avevo messo un 4 su tutti i Allora, Deca mi aveva detto che cazzo di fotocamera di merda. Occhio che c'è il palo davanti. Allora, Deca mi ha detto che ci sarà un professore che verrà a prenderci e perciò ora siamo alla ricerca del professore. Ha detto che c'è un cartello con scritto sopra Mates. Mates, magari. Aspettando. Ora andiamo alla ricerca. Dov'è? Toriani. Abbiamo trovato il professore, ragazzi. Tutti stronzi, siete pronti? Sì, signor capitano. Non ho sentito bene, siete pronti? Sì, signor capitano. Oh. Che viene la preside sotto a... No, la preside oggi mi sa che oggi c'è un po' di video. Sei pronto? No. Vieni qui a dirmelo. Comunque Sei Ehi pronto? tu haters, vieni qua a dirmelo. Hater. Oh, lasciate un like, ragazzi. Un dislike. Fa più iscritti. Monello. Ciccio che sei? Questa brucia. Brucia. Nel culo brucia. Ecco cosa succede dietro le quinte, insomma. Allora, siamo a scuola. Com'è che si chiama la scuola? Ma sai che Toriani. ha un nome strano? Toriani. Allora, stanno arrivando un po' di gente. Ci sono solamente 2 classi al momento. Un'altra sopra. Federonzo. Ringraziamo ringraziamo i rappresentanti di istituto del mio canale. Dai, dillo. Matteo Lorandi su YouTube mi chiamo così. lascia il link in descrizione. Ah, niente, scialla. Qua abbiamo gli altri ragazzi. Deca, saluta. Ciao. Qui abbiamo Rama, la nostra guida di Gardala. Federonzo. E qua abbiamo il culo di Tolasi. Tolasi. Ciao, saluta. Ciao.
questa scuola, lui è in primino del cazzo, io vado in quinta. E questo è Tolasi, è un bocciato di merda, è il bullo della scuola. Vedrete, è tutto nero perché non c'è luce. Amore. Allora, com'è stato, Kai, questa esperienza? Sì, abbiamo fatto cose bellissime. Soprattutto Noi due. È poco etera la cosa, sai. mi è uscito cosa? Ti è uscita una conferenza epica. Ecco, una Esatto. Ragazzi, cosa stavate pensando? Una conferenza epica. Poi abbiamo Tolasi. Il boss. Francesco Tolasi accetta tutte le richieste d'amicizia. Esatto. Esprimi una tua idea su questa conferenza. Ma sì, dai, ci sta. Ci stava, solo. Buona, Beh. buona. Deca, esprimiti. Non mi vedo neanche. Non so. Dai. Vabbè, dettagli. Mi stava. Ok, ho trovato una figa da paura. Ecco, lui è la nostra guida che ci ha portato al Gardaland quest'estate. Li ho guidati anche verso la via della figa. Lui ha rimorchiato. Noi no. Ma io ce l'ho già, ragazzi. Anche io ce l'ho già. Davvero? Rossella! No, Rossella si chiama Giorgia, ma non usciamo il nome. Giorgia, io voglio uscire il cognome, dai. No, non lo posso. Dai, Esci il cognome. Non lo posso dire. L'iniziale. No, non lo dico proprio. No, Monello. Ragazzi, abbiamo appena terminato la conferenza ed è stato mitico. Mi ha calpestato le scarpe. Muori te, Ronzo. Perciò ringraziamo i rappresentanti di istituto Mattia e Matteo. Seguite lui su YouTube, come ti chiami? Matteo Lorandi? Fai iscritti facili sto qua. Salutate ragazzi, questo qua è mio amore. Ciao, Bacio. quasi, qua è un altro mio amore, Deca. Noi facciamo il Oh sì. Ci siamo, facciamo un No, comunque devi dire una cosa molto importante, Kai. Cosa? Lasciate un bel mi piace. Vota. Dai, Raga, prego, secondo voi chi è dillo, più alto? dillo. Kai o Fede? Oh, Fede, Ragazzi, siamo in centro a Cremona e devo dire che non è male. Anche la gente mi guarda male. Quel tipo lì che ti ha guardato malissimo. Vabbè, capita. Io non abito a Cremona, posso fare il coglione come voglio. Monelli! Ragazzi, la giornata a Cremona sta finendo e sta piovendo! Devo dire che è stato mitico, anche se la gente ora mi guarda malissimo. Ringrazio l'istituto Torriani di Cremona, che sono stati veramente grandissimi, ci hanno invitato, è stata un'esperienza unica, veramente... Non so, senza parole. Ora andiamo in stazione con i miei due co-capi, Zerbo, Monello e Buggy. E qua abbiamo ancora Deca. Ho iniziato a grandinare. Ma ragazzi, sono palline. Ragazzi, ecco cosa succede a 5200 coppie. Ti cadono dei bastardi grossi, non so. Porca puttana, madonna. Cosa hai detto? Maledetto. Totalmente bagnati. E ragazzi, guardate lo stronzo di Deca con l'ombrello. Col mio ombrello, Guarda. Guardate, sapete dov'è la questione? Ah, bastardo. Deca sta dormendo. Sono uno stronzo. Siamo arrivati, Deca. Quanto hai dormito? 4 minuti che siamo entrati. Sei sonno leggero, Siamo in treno e siamo totalmente bagnati, non so se vedete. Bagnati come delle tellone. Non posso urlare, c'è gente. Qua abbiamo Deca e qua abbiamo ancora la guida di Gardaland. Che è mezzo drogato. Ha fatto il Monello oggi, però concludendo la giornata è stata bella. Deca, vuoi dire qualcosa? Sì, è stata una grandissima esperienza. Come Una prima grande esperienza, soddisfazione, sì. secondo me. Anche se il primo turno è andato perfettamente perfetta. Poi il Anche il secondo turno non era solo male. che- Siamo stati un pochino più passivi, Monelli. Ora mi stanno già mettendo di dislike questi Monelli. Vabbè. Beh, dai, comunque in tutto ci siamo divertiti, cioè è stata una bella esperienza. Però dobbiamo almeno spiegare cosa abbiamo fatto. Probabilmente abbiamo tenuto una conferenza, tipo conferenza, all'istituto Torriani. E abbiamo parlato di cosa facciamo noi su YouTube. E bla bla bla, tante belle cosette. Ramano ruttare.
E ci siamo Rama, non divertiti. ruotare. Rama, non ruotare. Slide. Perciò ragazzi, il video si conclude qua. Like, commento. Lo vecchio io la Iscrivetevi al canale di un certo Deca. Che cazzo è Deca? Like, commento. E mi raccomando, passate anche dal mio canale. Che non esiste. Non esiste. Like e commento. Ci vediamo la prossima volta. Vai, fammi concludere a me.